Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, oggi siamo in veste di salute, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Oggi parliamo di una cosa importante, i nostri denti, la bellezza del nostro sorriso e come averne cura e che cosa succede quando si ammalano, si perde un dente e allora diciamo no a quella che è l'immagine che abbiamo sempre avuto della nonna, del nonno con la dentiera, perché ci sono tecniche rivoluzionarie, però bisogna andare dalle persone giuste senza pensare che esistano i viaggi della speranza, bisogna andare dalle persone che sanno fare il proprio mestiere. E allora abbiamo il piacere di avere in studio con noi il dottor Claudio Barchitta, chirurgo implantologo, benvenuto. Grazie, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Gabriella Smagnotto, che è una sua paziente, benvenuta. Buongiorno. Una bella signora. Grazie. Con un bellissimo sorriso, posso farle complimenti sì, da donna sì, a donna, sì. Lo accetti perché guardi, tutto di guadagnato in senso buono. E poi vi ricordo sempre che siamo in diretta su Facebook, ma potete postare poi i vostri commenti sul nostro sito di Antenna 3 e ce ne sono già parecchi perché scalpitano, abbiamo iniziato un po' in ritardo ma abbiamo molta ragione. Allora, caro dottore, nel mondo ci sono 4,8 miliardi di persone che possiedono un telefono cellulare e 4,2 miliardi che possiedono uno spazzolino da denti. Ora si capisce che noi ai denti prestiamo delle volte poca attenzione, siamo pigri, li vogliamo spazzolare poco, poi se abbiamo un problema diciamo boh, ho visto che la gengiva mi sanguina, ma aspetterò. Siamo tanto pigri sui denti, andiamo proprio se sentiamo un male bestia perché abbiamo paura. Tanta paura. Certo, certo, la paura oggi è una cosa che io pensavo che fosse debellata ormai nei tempi moderni, invece è una cosa che sento tutti i giorni i pazienti che hanno veramente il terrore. Noi abbiamo cercato di vincere questa cosa facendo la sedazione, facendo l'ipnosi, abbiamo adesso una tecnica di anestesia computerizzata e quindi il dolore si sente praticamente a zero, però l'importante, che la cosa fondamentale è quella di avere fiducia e appoggiarsi a dei medici che diano quella serenità, quella tranquillità che fanno passare non solo la paura ma anche il dolore. Sì, perché poi appunto c'è stata anche molta problema, no, con la crisi economica, dottore, e quindi sono iniziati, come ho detto in apertura di trasmissione, questi viaggi della speranza in paesi dell'est Europa o paesi dell'ex Jugoslavia, e quindi che cosa è successo? È successo che poi avete avuto i problemi e i casi di rimando, cioè vado all'estero, spendo magari poco, però poi ho tanti problemini. Certo, certo. Oggi effettivamente, a parte che da una statistica fatta dall'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti, si è visto che un 4% della popolazione va all'estero e questi purtroppo alcuni si trovano bene e alcuni si trovano male, però il problema è sempre quello, cioè quando hai un problema, quando devi risolvere qualcosa di immediato è difficile prendere la macchina, fare 300 km e in più anche da un punto di vista così economico oggi anche i dentisti italiani si sono organizzati e hanno cercato di andare incontro alle famiglie italiane. Questo è importante. Allora io inizio subito con il nostro con un commento che viene fatto, un post che viene fatto su Facebook. Dice: la parodontite colpisce anche in età giovanile o solo negli anziani? Ed è genetica, perché la causa è l'inizio di tutti i mali, dottore. Sì, diciamo che è anche genetica e quindi lì uno non ci può fare nulla, deve cercare di mantenere il più possibile questi denti e cercare un po' di avere un'igiene diciamo casalinga un pochettino più attenta, fare controlli dal dentista, fare le radiografie, vedere se c'è stata una perdita d'osso
e quindi cercare di procrastinare il più a lungo possibile diciamo, le sedute di implantologia. Quindi, come uno va dal dottore a fare gli esami del sangue una volta all'anno, deve fare una visita di controllo, cioè dovrei sapere se il tuo osso si sta ritirando, perché insomma noi vogliamo vivere a tanto e a lungo, però ci sono dei limiti che la natura impone all'essere umano. Come viene un po' un capello bianco, magari qualcosa nella nostra masticazione, sulla nostra gengiva, l'osso cambia, giusto dottore? Certo, oggi ci sono delle tecniche anche solo di radiologia, c'è la TAC che ti fa vedere lo spessore d'osso, ti fa vedere se hai una tasca, e quindi sono tutte cose che si possono ovviare, si possono anticipare e quindi anche prevenire il fatto che il dente, quando il dente comincia a muoversi è già troppo tardi, e quindi insomma conviene sempre... quando il dente duole... Esatto, allora si corre dal dentista a quel punto. Allora, c'è un anonimo che ha scritto: lo spazzolino da denti non rimuove 6 mesi del tartaro 30 minuti prima del tuo appuntamento dal dentista. Anche questa è una riflessione seria, cioè, no? È come quando vai a portare la macchina a lavare, perché è 2 anni che non la porti, è chiaro, ci metterai più tempo, avrai più problemi. Prendiamo una telefonata e poi cominciamo ad analizzare i casi, perché quando si perde un dente... Sul discorso dello spazzolarsi i denti, anche devo dare una dritta, che spesso sento i pazienti. Attenzione, siamo in diretta, la diamo dopo e allora, facciamo sì che i nostri telespettatori rimangano incollata, perché daremo una notizia ghiotta. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, buon lunedì. Sì, buongiorno, Carlo da 90 di Piave. Buongiorno Sandro. Ascolti, sì, non è direttamente a me che è successo, però alla mamma di un amico, no, che è andata appunto in Croazia, no, a farsi i denti, insomma, e ha speso 25.000 euro, però dopo si è trovata masticando che un ponte, un qualcosa, insomma, le è andato su quasi per il naso, insomma. Mamma mia. Quindi comunque, a farla breve, questa cosa qua, no? E questo qua non le ha più riconosciuto il coso, al limite gli voleva mettere una dentiera così provvisoria. E lei, tramite l'ASL qua di San Donà di Piave, no, è andata all'ospedale di quello nuovo di Mestre e gli fanno tutto l'impianto nuovo gratis. È vero che fanno gli ospedali queste cose qua adesso. Intanto Sandro la ringrazio, perché poi adesso non dobbiamo parlare di soldi, ha speso una cifra che forse, dico io, in Italia, infatti. cioè il dottore ha strabuzzato gli occhi. Allora, se mi dicono che risparmiano in Croazia, non mi sembra che sia così, sinceramente. Allora, non so se ci sia un'altra telefonata, no, la news su come spazzolarsi e poi parliamo di impianti, perché dobbiamo capire cosa sono. Allora, praticamente quando io chiedo ai pazienti: ma lei quando si spazzola i denti? E mi dicono 2 volte al giorno. Si spazzolano alla sera e alla mattina. Vuol dire che stanno un giorno senza lavarsi i denti. Quindi, allora, la tecnica è: dopo aver mangiato, in teoria qualsiasi cosa, bisognerebbe lavarsi i denti. Questo è un po', uno dovrebbe averlo in testa. Quindi, se faccio colazione, mi lavo i denti; se faccio il pranzo, mi lavo i denti; se faccio la cena, mi lavo i denti. Anche perché la placca all'inizio è tenera, a distanza di 24 ore diventa dura, poi non c'è spazzolino che tenga, deve andare dal dentista a togliere il tartaro che si è irrigidito. Che poi il tartaro magari si infila nelle gengive, poi si è formata una tasca. Esatto. Questa è proprio la prevenzione di base, quindi ditelo anche ai vostri figli, ditelo a chi avete più caro, però la tecnica è proprio quella di lavarsi i denti subito dopo aver mangiato. E allora cosa succede? Si perde un dente, se ne perdono 2, si hanno dei problemi e cosa succede? Vai dal dentista e ti dice: hai l'osso, non hai l'osso, perché poi ci sono questi problemi, perché diventando noi più grandi, mettiamola così, magari non abbiamo tutto quanta il materiale osseo per poter magari mettere un imperno, un impianto. Non è così. Ci sono i grandi miracoli. No, diciamo che oggi ci sono delle tecniche anche di aumento di spessore d'osso e quindi insomma siamo anche molto facilitati, perché queste tecniche ormai sono molto consolidate, c'è il rialzo del seno mascellare, c'è la posizione di osso
normale, anche se per esempio io nelle grandi atrofie dentali, cioè quando c'è l'osso molto ritirato, cerco sempre di fare delle cose molto semplici. Io sono della scuola che le cose semplici sono le migliori e funzionano spesso bene. Cosa voglio dire? Che cerco, dopo vi farò vedere qualche radiografia per esempio di impianti pteroidoidei o pianti inclinati, in modo che cerco il meno possibile di fare intanto meno sedute e in più ad avere l'osso basale del paziente, quindi è una cosa importante. Quindi lei fa la visita, dice alla sua paziente, qual è paziente, maschio o uomo, maschio o femmina che sia, qual è lo stato dell'arte della sua bocca, e quindi fa un'analisi, perché tra l'altro poi c'è un'indagine molto interessante dell'Associazione dei Dentisti che dice che non tutti i laboratori in Italia sono forniti di tecnologia diagnostica per immagine 3D o computerizzata. Lei si muove in questa direzione, abbraccia la tecnologia? Certo, l'abbraccio veramente molto, molto bene, molto forte, perché ormai senza tutti questi aiuti non saprei neanche più lavorare bene, perché ti aiutano, la dimensione 3D ti dà un aspetto dell'osso che io quando io studio il caso prima e vado poi a fare l'intervento è già un film che io ho già visto e quindi vado con molta sicurezza. Ma tranquillo, perché magari sa dove è più spesso, meno spesso, ovviamente ci possono essere problematiche. Allora si rende necessario realizzare questo impianto, questi impianti, e allora le persone hanno paura del dolore, ma abbiamo detto c'è questa sedazione che viene sempre controllata, poi dipende sempre se è un maschio o una femmina, giusto dottore? Sono più lamentosi gli uomini? Gli uomini sì, sono un po' più lamentosi, la donna è un po' più coraggiosa. Vediamo qui la sua paziente, qui lei è stata coraggiosa. Sì, tanto. Allora, perché prima della trasmissione un po' la signora mi ha raccontato la sua storia, una peripezia pazzesca, sì. E poi magari ne facciamo accenno, però lei è entrata, mi ha detto, la mattina, sì, si è risvegliata? Sono entrata alle 8:30, mi sono seduta, sono tranquilla, mi sono svegliata alle 5:30 di sera. Basta. Io non ho sentito niente, ho dormito, non mi sono accorta di niente. Benissimo. Sì, è stata una cosa contentissima, e sono andata a casa con i miei provvisori, non senza denti. Ha sorriso il marito e gli ha detto sono stata in Beauty Farm, più o meno. Sì, poi io ho fatto tra l'altro il sotto e il sopra tutto in una volta. Perché poi dopo la pubblicità il nostro esperto, il dottor Claudio Barchitta, chirurgo implantologo, ci spiegherà che cosa succede quando vogliamo andare a casa, come il sorriso di Gabriella Sbagnotto, la sua paziente. A dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 0422 16 26 798, se volete intervenire telefonicamente. Stiamo parlando di denti, delle problematiche che li possono colpire, che cosa succede quando si perdono ahimè i denti e bisogna sostituirli, perché la dentiera potendo non la vuole nessuno. Abbiamo parlato col dottor Barchitta dell'importanza di studiare il caso, di capire com'è la conformazione della bocca del paziente e le chance, le possibilità che ci sono, perché una delle paure principali quando uno fa questo tipo di impianti potrebbe essere anche il rigetto, e quindi il dottore studia tutto bene. Certo. Poi chiaro, un dottore non è certamente un mago, ma si impegna al 100% per arrivare a una stiamo studiando anche un po' da maghi. Stiamo studiando un po' più molto più dei politici oggi che hanno seri problemi. Esatto. Allora, a un certo punto, fatto tutto ciò, cominciamo a vedere dei casi che lei ci ha portato gentilmente e bisogna fare l'impianto. Intanto, che tipo di impianti lei usa, senza farmi la marca? Perché negli anni anche questa tecnologia, questa tecnica si è affinata, perché all'inizio c'erano quelli senza grip, quindi scivolavano fuori, davano più problemi di rigetto, poi dopo il titanio, l'osso integrazione l'ha fatta da padrone. Sì, praticamente, allora, devo fare una piccola correzione, no? Si parla a volte di rigetto, ma in realtà non esiste rigetto nell'implantologia, esiste, diciamo, una sovrainfezione, quindi quando c'è un'infezione, che anche questo a volte succede, meno che non solo i denti,
però allora diciamo che l'impianto viene espulso, ma solo a una causa infettiva. Perché giustamente poi il paziente, prima di sottoporsi agli impianti, un intervento, perché è un intervento, ricordiamoci che noi ci affidiamo a un intervento, non è perché non ci sta operando il cuore che non è un intervento con tutti i crismi, giusto dottore? Va fatta la profilassi antibiotica e il paziente la deve seguire, perché alle volte il paziente è birichino. Certo. A volte sì, però insomma io vedo che insomma, poi ci tengono anche molto. Anzi, io ho notato una cosa interessante, che magari adesso magari vedete qualche fotografia magari di pazienti magari distrutti un po' e sembra che non abbiano cura della loro bocca. In realtà magari hanno molto dolore, fanno fatica, ormai sono messi che dando qualsiasi cosa faccia non va bene. Quando poi hanno i denti nuovi, quando hanno gli impianti, ci tengono in maniera estrema. Eccoci qua. Allora, qua siamo partiti dalla fine. Eccoci qua. Allora adesso qui siamo partiti alla fine, l'immagine della, cos'è, 6 in all? Sì, qui abbiamo messo 6 impianti nella parte superiore e 4 impianti nella parte inferiore. Okay. Ecco, qui per esempio abbiamo veramente poco osso a livello inferiore, abbiamo messo gli impianti inclinati, come vedete non sono storti perché... C'è un caso... È voluto. Non è che il dottore col esatto, il quadro l'ha attaccato un po' storto, voleva, eccoci qui. Ecco, questo penso sia proprio il caso della signora. Eccoci qua, allora, questa è lei. Ecco, questo qui, sì, avevamo una protesi mobile, andiamo avanti, avevamo una protesi mobile. La signora veniva da un caso complesso che un suo collega non riusciva a trattare. Questa per esempio è la TAC, noi studiamo bene con la TAC a livello tridimensionale, quindi riusciamo già prima a studiare la lunghezza, la larghezza dell'impianto e riusciamo effettivamente a pianificare molto bene tutto l'intervento. Questa è la panoramica. Ecco, così vediamo un po' di immagini, ce le commenta e senta, poi questa è sempre la TAC. C'è la scelta qual è la cosa più complicata? Che uno si vuole rivedere col suo sorriso. Ecco, questa sempre con la TAC che abbiamo sempre noi in clinica, riusciamo a vedere effettivamente la forma dell'osso. Qui per esempio manca la gengiva e noi sappiamo che quando andiamo ad aprire il caso ci troviamo perfettamente in questo filmato e chiaramente siamo molto molto agevolati. Questa è una paziente, anche questa, con problemi parodontali, con i denti ormai diciamo arrivati alla fine e quindi abbiamo dovuto togliere tutto, chiaramente in sedazione, non si sente niente, volevo agganciarmi al discorso della signora. Eccola qui, sì. Questa è la signora che abbiamo visto prima che sorrideva? Sì. Ecco, e quindi qui cosa ha combinato? Perché ce lo fa vedere adesso con l'immagine. Qui abbiamo estratto praticamente tutti i denti perché ormai avevano mobilità, avevano dolenzia e quindi avevano anche infezioni e questo è il prodotto finale. Beh, ci credo che ne abbia cura. Al di là, lasciamo stare la questione economica. Guardate, signori, guardate il prima e il dopo, un'altra donna. Il prima e il dopo. Ecco, una cosa... Si è risposata questa signora e ha portato i confetti? Ha trovato il moroso nuovo? No, non lo so, questo non lo so, però ecco, una cosa che ci tengo a precisare, mi faccia vedere allora, il prima e dopo. rivediamo un po' col collega della regia, eccoci qui. Guardate la pelle. Sì. Io, la cosa che a volte dice, senza guardare il sorriso, che vabbè, io sono il fautore del sorriso, quindi mi piace, però guardiamo la pelle come è più distesa, come è più luminosa, ma anche la muscolatura stessa della faccia, sì, no? Migliora. E qui c'è un motivo. Il motivo è il fatto che le persone si rilassano, sono più felici e hanno una socialità molto più... Non parlano con la mano davanti alla bocca. Esatto. Vanno a mangiare fuori con le amiche, cioè hanno praticamente, prendono quelle cose che avevano perso, che era praticamente la vergogna, la paura di sorridere e quindi questo ne giova tutto. E una forma di depressione comunque, perché penso che i suoi pazienti qualcuno arrivi molto depresso. Certo, non vedono l'ora di farlo proprio per togliersi questa croce, che poi le protesi mobili sappiamo benissimo. Allora, tale proposito, una mutilazione. ecco, allora, dottore, io
abbiamo delle domande. Secondo lei un lavoro con chiamato 4 in 1, data la rigidità, può essere fatto anche in zirconio? E poi una signora dice: è meglio una protesi dentaria fissa o amovibile? Lei ha detto la protesi proprio non la voglio. La protesi mobile per me è una mutilazione. Ok, prendo la telefonata da casa e poi vediamo altre immagini. Pronto? Buongiorno. Oggi non si accettano lamentele. Buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere al dottore, ho visto questi impianti che sono stati effettuati, sì, ma quale spesa si va incontro? Ma il dottore non può dire. Questo allora, signora, sentite i prezzi meno della Croazia. Allora, signora Nadia, se lei è stata attenta, mi sento come la Mara Venier quando era il gioco dei fagioli, ma se lei è stata attenta all'inizio della trasmissione ci ha chiamato un signore tale Alessandro 90 che ha parlato del caso di una sua amica che è andata in un certo posto. Diciamo che insomma la spesa è stata abbastanza importante, meno della Croazia. No, comunque ecco, si può rispondere adesso, diciamo, con le tecniche nuove che abbiamo anche nuovi materiali. Quindi, perché questo signore parlava della zirconia, data la rigidità, può essere fatto anche in zirconia? Cioè, io ne faccio tantissime in zirconia. La zirconia per me è il materiale del futuro, è già del presente, perché ne stiamo facendo già da 7-8 anni e carichiamo tranquillamente 4 impianti, 6 impianti senza nessun problema. Non c'è il problema della rigidità. Adesso vediamo altre immagini e io le faccio anche questa domanda: se si è avuto la parodontite e si è fatta poi, si sono fatti degli impianti, il problema può ripetersi sugli impianti? Torniamo a bomba col discorso della manutenzione. Allora, la parodontite, diciamo, ormai il passato è andato, i denti sono andati. Insomma, noi la chiamiamo parodontite, però per chi ha a casa la piorrea, perché anche la quella, piorrea, ecco, sì, perché a casa, piorrea. Perché non si capisce, magari persone magari di una certa età dice: ma questa parodontite, l'infiammazione delle gengive, l'infiammazione della gengive, la piorrea. Diciamo che dopo aver avuto la piorrea o la parodontite, diciamo, uno deve stare un po' più attento, ma non c'è assolutamente controindicazione nel fare gli impianti, assolutamente. Basta solo avere cura, fare la manutenzione giusta, andare 2 volte all'anno. Smettere di fumare? Non è così obbligatorio, è chiaro che quello ci sta sempre, però insomma è una battaglia persa con i fumatori. I consumatori di bevande gassate, perché anche quello può incidere, no? Sì, comunque diciamo che la tecnica di spazzolamento e della pulizia è quella che conta. È fondamentale. Come quindi fondamentale. La gengiva basta che sia sempre rosa, sempre, quando si fanno questi tipi di lavori qua io consiglio per esempio l'idropulsore, di pulire bene tutto, e gli impianti praticamente, io dico sempre, non hanno scadenza. Li lasciamo in eredità. Basta, li lasciamo in eredità. Dottore, li lasciamo in eredità. Allora, come va gestita un'accurata pulizia dei denti sul lavoro avvitato? Non ho capito. Come va gestita un'accurata pulizia dei denti su un lavoro avvitato? Cioè sul lavoro, penso, intendano... Allora, come dicevo prima, l'idropulsore secondo me è molto... L'idropulsore è tradotto... Una doccia orale. Ci sono delle aziende che vendono la doccetta orale, no? Esatto. E con questo si va a pulire bene sotto, si spazzolano i denti come se fossero i denti naturali, e l'importante è pulire bene sotto la gengiva, ma in realtà insomma è assolutamente mantenibile senza problemi. Allora, lei che ci sorride così beatamente, cara signora Gabriella, quanto l'è cambiata la sua vita? Tantissimo. Prima aveva tutti quei problemi che il dottore ci ha detto, cioè si vergognava, aveva problemi. Lei prima della trasmissione mi ha raccontato che doveva addirittura mettersi un apparecchio che si agganciava con i bottoni. Avevo dei bottoni che si agganciavano, però mi dava fastidio. Poi dopo c'è stato il discorso del rigetto, che ho avuto il rigetto di 3 o 4 impianti. Con il precedente dottore? Con il precedente ero in cura da un altro studio, insomma. E dopo alla fine ero disperata, non sapevo cosa fare, ero rimasta con un dente solo, mi dicevano che dovevo mettermi la dentiera. E lei ha detto: col cavolo che mi metto la dentiera, voglio essere la nonna delle nonne con la pastiglia che disinfetta. Allora sono andata dal dottor Barchita e l'ho detto sinceramente, senza nessun problema, sono andata col mio dischetto: dottore, cosa si può fare sulla mia bocca? E lui mi ha detto: signora, ma ha guardato, riguardato, guardato, ho detto: signora, qua si può fare di tutto. Allora mi ha spiegato
che doveva fare degli impianti sotto, e poi alla fine avevo il sopra che non era tanto messo bene, mi ha consigliato di tirar via tutto e di fare gli impianti sopra e sotto in una volta sola. Quindi carico immediato. Carico immediato. Cioè tu non è che hai l'ansia, lei aveva l'ansia di tornare a casa con la mano così, dicendo non posso parlare. Non è stata una passeggiata, perché ci ho pensato a casa anche con i miei, il sabato, la domenica, faccio, non faccio, poi alla fine ho deciso. E i suoi gli hanno detto guardi non rovinarci più il weekend, ci pensa il brutto tempo, basta, vai cara mamma a farlo. Allora vai. ho deciso, ho detto va bene, facciamo tutto in una volta. Sono andata lì tranquilla, anche se avevo un po' di timore, perché insomma non è stata una passeggiata. Però sono andata lì. Lo rifarebbe 1000 volte? Subito, anche domani mattina. In questo caso si sposa bene, dottor Barchita, via il dente e via il dolore. Cioè, esatto, via i pensieri. Ho avuto un po' di problemi per un mese, così, chiaro, ma insomma problemi fisiologici. Cioè, ricordiamoci che lei ha fatto un intervento di 8 ore. Sì, un po' tra la meno, preparazione, meno anche perché poi si ha meno la percezione, quando si fa la sedazione si ha meno la percezione del tempo. Sì. In realtà noi dalle 9 al massimo fino alle 2, il 3 dopo uno ha... Però io ho continuato a dormire, non me ne sono accorta. Il mio tempo è un'ora di intervento superiore e un'ora di intervento inferiore. Dopo c'è la preparazione. Il resto c'è la preparazione, c'è il provvisorio da installare immediatamente. Perché poi c'è il laboratorio che deve subito creare il 3D, tutto. Perché non si facciamo tutto, anche perché noi il provvisorio lo prepariamo prima e quindi poi quando abbiamo messo gli impianti poi farò vedere qualche foto. Adesso noi torniamo dopo la pubblicità, vi ricordo 0422 16 26 798, torniamo con il nostro dentista, ricordatevi che il dentista arriva alla radice del problema. Torniamo dopo. Italia. Allora, adesso siamo tornati in diretta 0422 16 26 scusate, 0422 16 26 798, c'è una telefonata. Nel frattempo magari per curiosità il dottore ci ha portato un bel filmato che io ho visto di una persona che viene preparata per questo intervento. Magari ecco qua un ragazzo, perché non c'è età, e lo vediamo, e intanto subito dopo prendiamo la telefonata. È ragazzo giovane, quindi i problemi dei denti non conoscono, diciamo, davvero. Non guarda in faccia a nessuno, giusto dottore? No, è vero. Io opero anche tanti giovani. Ricordiamo che il dottore opera a velocità ridotta, questo è un aiuto televisivo perché lei non è il mago Telma e nemmeno Udini, giusto? Esatto. Allora, questa è una riabilitazione totale dell'arcata, giusto dottore? Certo. Qui avevamo una parodontite ormai avanzata, quindi i denti tutti mobili. Il paziente è un paziente da Verona, era venuto apposta in clinica, giovane, sì, aveva 45 anni. E quindi ha detto dottore io non ne posso più, ogni 2 minuti ho un ascesso, 2 minuti devo andare al dentista. Oppure prendere anche l'antibiotico, stare a casa dal lavoro. Vedete qua io faccio questa tecnica di carico immediato, saldo questa barra direttamente in bocca, si fa il provvisorio e già il paziente diciamo può uscire già dallo studio già con i denti e sorridere. E una cosa importante che poi mi diceva la signora Gabriella è quanta cura lei ci ha messo nel cercare di ridare la masticazione, che è importante perché può provocare dei dolori, giusto? Se non è corretta, no? Tra il sopra e il sotto, questo è importantissimo. Ma anche poi la signora ha detto io volevo rivedermi con quelli che erano i denti che aveva lei nella sua testa, la sua immagine, giusto? Sì. È vero, perché diciamo che con questa tecnica ormai del CAD-CAM riusciamo a fare la programmazione dei denti, studiarli e poi fare la prova direttamente. Qui siamo invece alla seconda fase, i definitivi, giusto? No, siamo ancora alla preparazione. Siamo ancora alla preparazione, questo è ancora in sede di intervento, diciamo. Meravigliosi però. Io sto ragazzo qua gli darei anche un bacetto se lo vedessi veramente, dottore, perché mi sembra... Anche le gengive sembrano tranquille, cioè guarda, se lui sorride... Signori e signori, la magia è quante ore anche questo? Questo è sempre 4-5 ore. Ok, prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Sì, io telefono da Valdoviadene. Prego. Ammiro la vostra televisione che parlate, eccetera, e per me è che interessante. Però oggi volevo farle un piccolo commento che lei ha detto che il gioco dei fagioli era fatto da Mara Venier. Ah,
allora era Raffaella Carrà, ho già capito che voleva sgridarmi. Volevo precisare questo, che invece era la Carrà. Ha ragione, però mi sono corretta quando lei ha cominciato a sgridarmi. Io vi ascolto sempre, grazie. Sì, grazie. Sempre. No, ti ho detto, no, adesso devo intervenire, no, ho visto che ci sarebbero cose più interessanti di quello che ho fatto io, senz'altro della mia... Signora, io intanto la ringrazio, davvero molto. La mia telefonata, ci sono cose più importanti, però io ci tenevo a dirvelo, non era l'Avvenire che... Ma a mea colpa, infatti mi sono corretta seduta stante. Signora, io intanto la ringrazio davvero molto perché ci seguono. Allora... C'è una signora che dice ma i disoccupati che hanno un ISEE sotto i 7.000 euro dovrebbero poter sostenere cure odontoiatriche di buon livello, di qualità, e questo è un problema. Allora qui si scontra con quella che è l'attività privata, l'attività ovviamente dell'azienda ospedaliera, delle USL, e qui è sempre molto difficoltoso. Penso che chiunque potendo vada da chi gli dà la garanzia, insomma, di essere preparato, la preparazione. Come dicevo prima, per me la base con gli impianti è uguale per tutti. Poi cambia eventualmente la parte superiore, che si può fare in resina, si può fare in composito, si può fare in zirconia. Non è detto che uno deve fare per forza, quando va a comprarsi la macchina, non è che deve comprarsi per forza la Mercedes. Allora non può farmi il nome delle marche, poi mi sgridano dall'ordine. Ecco, lei dice, non è che può comprarsi la macchina di, di lusso, un di lusso. SUV, oppure esatto, ecco il modello può subire una 500. Quindi l'importante a mio avviso è quello di avere la bocca sana, fare una base fatta bene con gli impianti e tutto, e poi la parte superiore, quando uno sta meglio, quando sarà occupato, farà col tempo. L'importante è mettere le fondamenta, poi la casa te la tiri su, è chiaro, te la arredi come piace, puoi andare dal intanto mi metto sotto un tetto e dopo l'arredamento un po' alla volta lo cambio, possa che se sei una donna poi non è mai contenta, vero dottore? Sono più rognose, signora Gabriella è stata rognosa, ha voluto le voglio così, bianchi con la... No, non sono stata brava, sapevo quello che volevo. E già questo... E piano piano però loro mi hanno seguito. Sì. Ma anche un problema sapere cosa un paziente vuole, perché non è mai contento. No, perché ero io che dovevo capire come doveva la masticazione, come andava, si sentiva, come mi sentivo, come se avevo... loro sono stati bravi, mi hanno seguito, mi hanno aiutato e alla fine, guarda, questo è il risultato. Ti faccio un sorriso? Sono abbagliata. Senta, allora lei, io ho delle domande qui che riguardano anche una mascherina che si usa per... perché le ho già detto. Allora dice, buongiorno, cortesemente è possibile sapere se attraverso le mascherine trasparenti si può correggere un allineamento non corretto dei denti, se si può fare in età adulta con esiti desiderati, sempre se lo stato delle arcate è in ordine per poterlo fare. Grazie mille anticipatamente. Poi la signora si è pentita, ha aggiunto un'altra cosa. Scusate, aggiungo una specifica. Visto gli argomenti interessanti, si possono ottenere gli stessi risultati con le mascherine trasparenti e il tradizionale metodo con gli attacchi? Grazie ancora. Allora, il dottore ha in mano una bocca. Ecco, io ho in mano, diciamo, queste mascherine, no? Che sono, non so se si vede. Sì, adesso eccoci qui. Sono praticamente invisibili, le vediamo che sono così, e queste vengono portate. Me la fa vedere che così... C'è una serie, non fare vedere la marca. No, non faccio vedere la marca, che così, quindi lei praticamente questa mascherina qui si mette, si appoggia e non si vede nulla. Si fa un programma, un piano di trattamento virtuale e poi vengono calcolate tutte le mascherine necessarie, quindi ci sarà una serie di mascherine, magari la prossima volta facciamo un altro intervento dove spiegheremo meglio il trattamento, quindi è nato praticamente per gli adulti, poi lo fanno anche i ragazzini, ormai adesso partiamo con i bambini di 10 anni e funziona molto bene. Io dico che ormai
paragonabile, se non addirittura con i tempi migliorativi rispetto al precedente. Spesso dico che questo trattamento vince 10-1 rispetto al trattamento tradizionale. E soprattutto la gente non si vergogna, perché magari se è un adulto ha un po' più di vergogna. Esatto. Sempre poi per tornare alla pulizia, questo è importante, io quando devo mangiare lo tolgo, mangio, mi lavo i denti e lo rimetto su. Sappiamo benissimo che quando abbiamo gli attacchini questo è molto più complicato. È molto più complesso. Allora, vediamo se abbiamo il tempo di mandare qualche altro caso. Allora, la signora Gabriella l'abbiamo vista, mi sembra ci sia il caso di un signore, allora, questa signora Gabriella l'abbiamo vista, abbiamo il caso di un signore, lo mandiamo brevemente che così ci fa vedere, eccoci qua. Che cosa è successo? E qua siamo già agli impianti, bisognerebbe un po'... Ecco, vabbè, però siamo agli impianti, abbiamo visto allora partiamo da situazioni difficili. Qui sono quei casi, diciamo, che noi ne facciamo veramente parecchi, 3-4 a settimana, e dove togliamo praticamente le radici infette, i denti che ormai sono mobili, togliamo tutto, inseriamo gli impianti e poi gli impianti vengono, diciamo, legati con una barra, diciamo, quella che abbiamo visto prima sulla signora e sul ragazzo. Questo per esempio è il provvisorio che viene installato immediatamente dopo aver messo gli impianti. Quando uno esce ha già un bel sorriso. Meraviglioso. Questo invece questo invece è il prototipo del definitivo, perché noi cosa facciamo? Facciamo prima per un prototipo del definitivo e quindi vediamo l'altezza, vediamo la forma del dente, la masticazione, lo teniamo in bocca per qualche settimana e poi una volta prese le misure e fatte tutte quante le prove che dobbiamo fare, facciamo anche la prova di masticazione computerizzata. Che questa è una cosa che me l'ha detto la signora Gabriella, prima della trasmissione mi ha fatto un sacco di notizie. Ma lei è un'informatissima anche perché le ha provate, quindi sa perfettamente. Raccontato, il dottore ha fatto questa cosa computerizzata della masticazione, quindi ha un'ottima veicolo di informazione. Esatto, perché molto brava. C'era il problema dell'altezza, perché facendo il sotto e sopra non c'era più la chiusura come ce l'avevo prima e allora avevo problemi qua e dopo le mandibole, altre cose. Abbiamo provato più lunghi, più corti, sino alla fine che abbiamo trovato questo risultato. Avete trovato la perfetta arcata. Conclusione, certo. La cerchiatura si dice sempre. Una curiosità, ogni faccia ha il suo dente, è un po' così. Certo. Cioè, perché non è che hai il sorriso americano con questi dentoni quadrati, ogni faccia ha il suo dentino. Certo. A volte bisogna, per esempio anche nelle faccette estetiche, noi facciamo anche molta estetica, diciamo, con le faccette in zirconia o in ceramica, a volte ci sono persone che hanno un viso abbastanza grande e il dentino molto piccolo, quindi cerchiamo di aumentare e far sì che ci sia una coerenza, no, il sorriso con la forma del viso. Sì, quindi un lavoro quasi da chirurgo estetico. In un certo senso c'è qualcosa. Sì, perché devo chiudere perché sennò poi i miei colleghi mi devo ringraziare anche la sua collaboratrice, la Sabrina, che è stata brava, paziente, che mi ha seguito in tutto il mio percorso. Certo, allora, mi affianca sempre. Benissimo, perché bisogna ringraziare i collaboratori. Allora, dobbiamo andare in pubblicità e poi noi torniamo subito dopo, possiamo continuare perché vedo, mi dicono dalla regia. Allora, noi andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo, 0422 16 26 798. Siamo col dottor Claudio Barchitta, chirurgo implantologo ma anche chirurgo estetico del dente e siamo sempre in compagnia della signora Gabriella Smagnotto, paziente sorridente. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qua, siamo tornati in diretta 0422 16 26 798. Se volete dire la vostra, se avete delle curiosità, ricordatevi, abbiamo a disposizione oggi un professionista, il dottor Claudio Barchitta, chirurgo implantologo. Se invece avete delle curiosità perché avete un po' di paura e volete chiedere a chi ha passato l'evento di un impianto importante, insomma una riabilitazione di entrambe le arcate, avete a disposizione la signora Gabriella Smagnotto che vi dirà che ha dormito beatamente e che ha sognato George Clooney. Magari. Sì o no? Allora lei, questa sedazione, aveva paura?
come tutti gli interventi un po' di paura ce l'hai, però io non me ne sono accorta di niente, ho fatto 2 chiacchiere con l'anestesista e poi mi sono addormentata. Come quando si parla col marito la sera prima di dormire, di andare a letto, si sta parlando col marito e non ho sentito niente, sono sincera. Chiaro. Ecco, la cosa... Eccoci, sulla sedazione, sulla perché sedazione è importante, sì, perché la sedazione, oltre ad avere all'interno, diciamo, il liquido che ti fa stare rilassato, no? Benzodiazepine, c'è dentro anche del cortisone, c'è dentro anche dell'antidolorifico. Quindi un antinfiammatorio. Esattamente, quindi cosa succede? Questo è positivo anche dopo, quindi poi uno non sente il dolore, va avanti nel tempo e quindi noi spostiamo sempre più in là diciamo, l'arrivo del dolore. E quindi fino a non sentire niente, cioè, i pazienti quindi, mi dicono io sto benissimo, non ho preso neanche la tachipirina che diciamo di prendere. Il paracetamolo. Brava. Ah, vabbè. Perché insomma io evitando di... Sei molto più televisiva, io con l'ordine c'ho da discutere, no. Allora, è chiaro, quindi anche l'obiettivo di non far prendere gli antidolorifici che richiedono magari il gastroprotettore o altre situazioni, perché chiaramente sono presi per più tempo. Certo. Sono più invasivi, quindi la cosa importante è poi anche la soggettività, che chi ci sta guardando, ognuno reagisce in maniera diversa. Certo, ma in effetti perché c'è bisogno dell'anestesista in clinica? Perché lui già dall'occhio del paziente riesce a capire, perché io non ho bisogno che il paziente dorma, perché il paziente, se io devo lavorare, chiaramente devo essere anche un po' collaborante. Sì. Se io dico apra la bocca, il paziente deve aprire la bocca, quindi allora deve esserci quel misto dove uno sta molto bene, però nello stesso tempo è anche vigile, nel senso che se io ho bisogno della sua collaborazione... Di dare risposta, quasi come si fa l'intervento al cervello, il paziente è sveglio in un certo senso ma sedato, perché deve dire alzi il braccio, alza la gamba. Brava. È un po' come questo, senta... Quindi bisogna essere molto delicati, ci vogliono professionisti. La mia è una curiosità professionale da giornalista, e quelli che parlano, perché ci sono quelli che parlano nel sonno, vorranno parlare anche... C'è stato un mentre episodio sono molto sulla carino. sedazione e magari c'è qualche rivelazione importante, a lei c'è il segreto professionale. Certo. In effetti c'è stato un paziente che una volta ci ha rivelato, stava cominciando a rivelare cose fermo. Cose succose, ma meno male che il dottore non fa i nomi e neanche i cognomi. No, ma non c'è. Senta dottore, adesso vediamo un altro caso, qui siamo con una signora. Ecco, qui c'è un'altra signora appunto disperata anche lei con il problema della protesi mobile, sappiamo bene, chi ha la protesi mobile sa bene di cosa sto parlando, quindi pazienti che fanno fatica a masticare, la protesi che si muove, non riescono... La colla. La colla, il cibo si ferma, ecco qui, vedete queste flange di questa protesi superiore dove si quindi ferma nella parte alta del teleschermo, dove c'è questo dilatatore per la bocca, si vede proprio dove termina la plastica della Esatto, quindi voi provate a immaginare ad avere in bocca una cosa del genere ed è veramente una cosa da equilibristi, chiamo io. Ecco, questa era la paziente che aveva veramente ormai la disperazione nel suo viso. Ma scusi dottore, guardando queste immagini, aveva osso, margine, gengiva, perché si era piuttosto appiattito il tutto? Pochissimo osso, lei aveva pochissimo, infatti in questo caso ho utilizzato una tecnica molto bella e vedete gli impianti finali, quelli sono impianti pterygoidei. Cioè si esce praticamente fuori dalla mascella e si va, oltre l'apice, va oltre diciamo, l'osso mascellare e va ad incastrarsi nell'osso pterygoideo e quindi dà una stabilità molto forte. Quindi vedete come siamo riusciti molto a fare tutto un circolare così ampio e la signora non aveva più il palato e quindi lei guardate che meraviglia, è stata super felice. Ecco, la soddisfazione che abbiamo è proprio quella di... Ma la gente piange perché, allora dopo manderemo avanti altre immagini, e la gente piange quando si vede, dottore? Lei un po' ha pianto? Si è un po' commossa? Lei era felice, però io ero felice perché avevo risolto i miei problemi, ho tribolato tanti anni, sinceramente io posso... Lei ha provato anche la protesi mobile, quindi sa cosa vuol dire avevo la protesi mobile sopra e anche sotto, non riuscivo ad accettarla perché mi dava veramente fastidio, poi avevo problemi di masticazione, problemi digestivi, un sacco di problemi. La prima cosa che ha mangiato con soddisfazione? Il pane.
Il pane. Il pane che... Chi non ha i denti al pane? C'era anche questo famosissimo detto. Il pane. Però insomma questo è importante, ripetiamo. Perché non riuscivo a masticare bene neanche il pane, pensi lei? Il mandorlato, il classico mandorlato veneto. Sì, adesso lo mangio. Non lo dica davanti al dottore, però tanta fiducia nel suo lavoro, perché ripeto, il materiale sono materiali resistenti che uno si porta per tutta la vita. Certo, certo. Salvo e questo nuovo materiale traumi del zirconio, che possono capitare da incidenti, da qualcosa, insomma, però... Ma qualsiasi cosa possa succedere, noi comunque abbiamo tutto un file che viene programmato, schiacciamo un bottone e lo rifacciamo, quindi insomma abbiamo sempre il pezzo di ricambio pronto, quindi non c'è problema. Senta dottore, una battuta, il mal di denti comincia di solito il venerdì, come mai? Perché siete chiusi? No, adesso siamo aperti anche il sabato mattina. La crisi costringe il dottore Chino sul fatturato anche il sabato mattina. Siamo aperti anche il sabato mattina, quindi questo è il problema del venerdì sera, casomai il sabato sera. Il sabato sera, questo è sempre un problema. Ma diciamo è un po' come tutte le cose, uno si rilassa e alla fine il mal di testa ti viene quando hai finito di lavorare, non prima, quindi c'è un po'. Il dolore dei denti spesso succede a Pasqua, succede a Natale. No? Le feste comandate, insomma, a questi siamo abituati come quando bisogna pensarci anche chi ha bambini piccoli sa che ci si ammalano stranamente nell'orario di chiusura dell'ambulatorio del pediatra di famiglia. Prima ha citato l'importanza della tecnologia, dell'avere comunque dei laboratori 3D e in un certo senso la facilità, anche dovesse succedere che una signora decida di spostarsi in un'altra nazione, che il suo dentista futuro possa leggere facilmente il lavoro che è stato fatto. Quindi la tecnologia è come un po' l'inglese, un passepartout. Certamente, certamente. Per questo anche utilizzare anche materiali che abbiano una capillarità in tutto il mondo. Una tracciabilità, CE, che non vuol dire China Export, ma vuol dire Made in Europe. Esattamente, noi per esempio utilizziamo impianti certificati FDA, che è una certificazione americana, quindi in tutto il mondo un soggetto può avere la garanzia e anche l'assistenza, perché a volte può succedere, non so, che si svita una vitina, cosa che invece nei paesi che abbiamo citato prima si mettono degli impianti che magari non sono conosciuti, arrivano da noi e non abbiamo gli strumenti adatti perché le vitine magari sono diverse rispetto a quelle che sono, diciamo, di certificazione FDA. Quindi questa è una cosa importante, l'utilizzo dei materiali e lo studio dei materiali, perché è un po' la cosa che la Società Italiana dei Dentisti sottolinea, di affidarsi a chi è certificato, le certificazioni, cioè voi lavorate molto in questa direzione, che è una direzione molto importante, che avrà tutti i suoi costi, tutti i suoi impegni, però siete sicuri e tranquilli di quello che fate. Certo, certo. Questo diventa una cosa importantissima. È fondamentale, è fondamentale. Allora, signora, noi siamo quasi arrivati al termine della nostra trasmissione, quindi paura non ne ha avuta? No, no. Benefici li ha avuti? Certo. Il marito l'ha portata in viaggio di nozze, bis, però quando le ha sorriso ha detto... Sì, guarda, per me... mi ha ridato il sorriso, mi ha ridato, insomma, non mi sembra vero. Ecco. Quanto Rossetto Rosso si è messa? Tanto. Tanto, e che oggi è stata parca, si è messo un rossetto corallo. Non volevo essere, però, anzi, quando vai ai controlli dal dottore c'è qualche sbaffo di rossetto rosso sui denti, per quanto si sta. Però per me è stato veramente... Mi sembra anche un cambiamento e mi sembra alle volte quando mi guardo allo specchio dico ma guarda... Ma come ho fatto a star così per anni? A tribolare tanto per tanto tempo. È come le donne quando dicono come ho fatto a stare con quell'uomo, c'ho anche il pianto, ora ci sorrido perché era proprio uno sciocchino e può capitare. Senta, anche l'estetica quando si guarda è cambiata, cioè si è vista un po' più piena nei tratti del volto. Abbiamo impiegato 3 o 4 mesi prima di arrivare come sono adesso, 4, insomma alla fine non bisogna neanche aver fretta di dire questa è una cosa importante. Voglio questo, voglio quello, perché anche i muscoli non erano più abituati a masticare, a fare. Cioè, adesso ho preso le mie sembianze che avevo prima, insomma, che prima non avevo. Hanno detto, ma lei è stata dal chirurgo plastico in un centro di... complimenti, mi dico io come sei bella.
Ah, bene, bene. Che bel sorriso, non bella, perché insomma... No, lei è una bellissima bella, signora, bella. E anzi, se volete telefonare, No. perché oggi mi È già riprendono. impegnata la signora. La signora è già impegnata. Dottore, una cosa importante, quindi, certo lei fa questi tipi di impianti, però ha anche piacere quando si presenta qualcuno con una bocca, insomma, tenuta bene, con... Certo, è chiaro. C'è anche la piccola carietta, insomma... È chiaro, questo fa parte sempre anche della nostra professione, quindi certo. insomma cerchiamo È bello sempre... fare questi lavoroni qui, però... È chiaro, anche per esempio anche il discorso dell'ortodonzia che parlavamo prima, insomma trovare sempre delle soluzioni che siano vicine alle problematiche del paziente, insomma, quindi noi abbiamo dai bambini alle persone di 92 anni e quindi insomma ci piace che ci sia proprio anche, ormai ci vengono anche le seconde generazioni, le terze. ormai sono 30 anni, ahimè, che faccio questo lavoro. Il dottore è giovanissimo, Sì. Perché sennò diciamo, il dottore è giovane, affascinante, è tutto. Prima, stiamo proprio chiudendo, l'importanza dell'igiene orale anche dei bambini piccoli, perché alle volte Certo. le mamme trascurano, è meglio Anche che non qui si carino avrei anche i denti da anche latte. qui avrei un consiglio per le Ecco, lo mamme. dia lì dritto. Per le mamme, non so quante mamme ci siano Tante, all'ascolto. e anche tante nonne e tante zie. Guarda, per Vada. esempio nei denti da latte, no, i denti decidui, sono 10 sopra e 10 sotto. Okay? Poi al 6° anno vengono e rompono i nuovi denti, i molari. Spesso le mamme prendono questi come denti da latte anche quelli. In realtà non è così, quindi magari si cariano e dicono ma sì, ma poi lo perde. No. Quindi sono i sesti, i molari. Poi dopo i settimi, gli E poi ottavi, ci sono i settimi, dette del però i giudizio. sesti sono quelli più trascurati in assoluto. E allora mamme, fategli fare la bocca da Big Tiger, da grande tigre e via di spazzolino, perché bisogna andare fino a quel dente lì. Mamme, l'avete capito, e anche nonne e chi per loro. Bene. Io ringrazio davvero molto il dottor Claudio Barchitta, Io chirurgo ringrazio voi. implantologo, per essere stato con noi. Ringrazio davvero molto la signora Gabriella Smagnotto, che è stata una paziente sorridente, e niente, ringrazio tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha telefonato, chi anche ci ha sgridato perché abbiamo detto Raffaella Carrà o viceversa, e vi lascio con una massima di Totò che ho trovato adorabile, che dice: ma lei ha 34 denti? Sì, allora è bisestile. Noi torniamo domani, arrivederci.